E sono iniziati i lavori di pulizia nella zona dell'ex inceneritore di via Cima 11 a San Donà di Piave, una zona naturalistica molto bella, diventata però degradata, guardate. È sufficiente un rapido sguardo per rendersi conto dello stato di abbandono e degrado in cui versa la zona dell'ex inceneritore di via Cima 11 a San Donà. Si tratta di un terreno di quasi mezzo ettaro situato lungo il verde e caratteristico sentiero che costeggia il fiume Piave, ma che con l'andare degli anni è finito per trasformarsi quasi in una discarica a cielo aperto. Infatti lì ci si può trovare di tutto. Innanzitutto salta all'occhio lo stabile principale ridotto ormai in uno stato fatiscente e poi sono presenti un paio di vecchie roulotte ed infine delle carrozzerie di auto in gran parte arrugginite. Ma a testimoniare la situazione di degrado a cui si è giunti sono soprattutto i molteplici ammassi di rifiuti che vanno dai copertoni di veicoli a decine di taniche di plastica, cumuli di calcinacci e materiale per l'edilizia e più di tutto una quantità non indifferente di materiale derivante dai lavori pubblici, come ad esempio semafori rotti e cartelli di segnaletica stradale, tutti ammassati con altri rifiuti di materiale ferroso. Uno scenario dunque già di per sé desolante, ma che risulta ben peggiore se si considera la sua presenza nel bel mezzo di un contesto naturalistico rinomato e conosciuto come quello dell'argine fluviale sandonatese. Via Cima 11 ci ha raggiunto l'assessore Silvestri in questo luogo che è diventato un po' di degrado. Una volta era un inceneritore, allora cerchiamo di ripercorrere un po' la storia di questo posto. Sì, qui c'era l'inceneritore ancora molti anni fa, poi è stato chiuso, c'è stato anche per un certo periodo un campo da baseball, infatti si vedono ancora i pali che indicano dove c'era proprio il campo, e poi è stato per qualche anno un centro sociale, poi chiuso, e quindi è diventato una sorta di deposito del comune. Ecco, a noi poi hanno fatto alcune segnalazioni e siamo venuti a dare un'occhiata, abbiamo visto alcune roulotte abbandonate, dei semafori, immondizie di ogni tipo. Come mai questo abbandono completo di questo luogo? Sì, allora quello che io dico sempre è che il territorio è molto grande, il territorio di San Donà, e le porte del comune sono sempre aperte, quindi ben vengano segnalazioni di cittadini che ci indicano dove ci sono luoghi magari in stato di abbandono o sporchi. Purtroppo in questo caso è successo proprio per un terreno di proprietà del comune, che è stato in questi ultimi tempi sovraccaricato di materiali che non sono stati tempestivamente portati via, per cui infatti da quando voi mi avete fatto la segnalazione sono venuta a controllare ed effettivamente c'erano delle roulotte portate ad esempio qui dai vigili qualche mese fa e non più trasferite dove dovrebbero essere poi alla fine trasferite, bidoni di plastica, insomma cose che dovevano essere portate via immediatamente, invece sono rimaste qui purtroppo per un po' di tempo. Immediatamente però appunto le ho fatte portare via, perché questo è un luogo al momento utilizzato semplicemente come deposito di ramaglie. Eventualmente che cosa potrebbe diventare questo luogo? A cosa potrebbe essere adibito? Ecco, per quanto riguarda il futuro, noi abbiamo già indicato nel PAT, che abbiamo già approvato in Consiglio Comunale, un'idea per questo luogo. Infatti nel PAT è citato ed è allegato un master plan che si chiama Piave Fiorito, che riguarda proprio l'area del gonfo e quindi anche quella di questo ex inceneritore. Ed è prevista per quest'area precisa un punto di incontro e di servizi, nel senso che proprio l'edificio dell'inceneritore potrebbe diventare ad esempio un'attività commerciale di ristorazione ed anche culturale, proprio perché siamo all'interno di una zona bellissima che è il Gonfo, e quindi in questo modo si vorrebbe valorizzare sia la parte proprio all'interno dell'argine, quindi verso il fiume, che diventerebbe un parco naturale, che quest'area al di qua dell'argine, appunto di proprietà del comune, che potrebbe essere di servizio a chi usufruisce dell'area naturale, e quindi in questo modo venire utilizzata come merita, perché è effettivamente un posto bellissimo. Quindi appunto l'abbiamo già inserita nel PAT e questa è l'indicazione che lasceremo per la prossima amministrazione.